poi è Pasqua, se faccio un altro appello al Presidente, non lo so, basta che se mi vuole ascoltare, pure lo ripeto sempre la stessa cosa. Non mi fare entrare più allo stadio, però basta che mi ascolti, da uomo io e lei, faccia e faccia, non le ho mancato mai di rispetto e non lo mancherò mai di rispetto. Questo soltanto mi deve ascoltare, poi non mi faccia più entrare, non è un problema, però sto soffrendo perché logicamente ho dedicato la mia vita al Napoli, sono 50 anni di stadio e non ho nulla, non ho nulla. Ho messo la famiglia da parte, il lavoro da parte, tutto, ho fatto sacrifici e se guadagnavo quell'euro oppure quella 1000 lire la spendevo per il Napoli perché andavo a seguire sempre il Napoli. Non lo so, sono stato cacciato dallo stadio, spero che Pasqua, cioè, non lo so, Dio mi fa un miracolo, il Presidente mi sta ascoltando oppure gli diranno questa è la mia intervista. Che devo dire? Non devo dire più niente. Speriamo perché appunto, come dire, la magra consolazione è che comunque puoi appunto seguire la squadra in trasferta, però è chiaro, al Maradona in casa è sempre un'altra cosa e dispiace comunque vedere una persona, un volto storico per quanto riguarda il tifo, ma una persona adulta insomma in evidente sofferenza, quindi insomma io ti ringrazio dell'intervento, speriamo bene, speriamo bene. Grazie sempre che mi date l'opportunità di parlare e comunque la cosa importante è sempre che il Napoli va avanti, è la maglia, il Napoli e speriamo che dura questo bel periodo per sempre. Forza Napoli sempre. Grazie mille a Maui per il suo intervento. Nel frattempo